Ringrazio lo studio di Vicenza, Sentiamo. riprendo la linea per questo secondo tempo dallo stadio San Vito di Bravo. Cosenza. I microfoni come sempre il vostro Fabio Novaro Bella per voce. la Vai. gara tra Cosenza e Vicenza, valevole per il campionato di calcio in Serie B. Bravo. In questa ripresa ricordo che la formazione padrona di casa attacca dalla mia sinistra alla sua destra. Dalla mia Ottima sinistra alla dunque sua destra, certo. del Vicenza in questa giornata primaverile con la temperatura che si aggira sui 17 gradi. A voler essere proprio precisi, 17 e un po'. Certo. Ancora il Per la precisione Certo, proprio. è amante della precisione. Ricordo che quella di un arrivo a pari punti non è comunque un'ipotesi da scartare, anche no? se trattandosi di un'ipotesi è solo una eventualità, Certo. come dire ipotetica appunto, e quindi in fondo comunque ancora possibile, anche se poco probabile. Va bene. Però Basta! potrebbe anche essere che si possa pure arrivare a pari punti. Ma era l'ipotesi di Insomma, prima a pari punti? Ho perso il Eh filo. beh sì, forse. Paolo, devo dire che questo ragazzo ha davvero i piedi di banana, ha fallito una piedi a palla banana, incredibile. Era solo davanti al portiere e non è riuscito a segnare un gol talmente facile che di sicuro non avremmo segnato neppure noi. Come Cosa non sta lo, dicendo? lo I avremmo nostri segnato. faticano a trovare quella lucidità. Anche in questo momento Barretta non si intende lo scambio con Mario Lemme, la palla purtroppo finisce fuori. Sì. Adesso non voglio fare quello che dice che stiamo giocando male, ma sicuramente mi sembra che i nostri stiano giocando proprio al contrario di bene. E dunque si riparte Non voleva dire che giocavano male. No, infatti. Certo. arretrato. Siamo in attesa che il nostro artistico ritorni al gol. Sì, Sì. amici, teniamo che per vedere finalmente il gol di Ciccio Artistico occorrerà aspettare che arrivino le calende egizie. Le Ma calende cosa sono le egizie? calende egizie? Non l'ho mai sentite, però lui sì. Contro il Torino, mentre il Vicenza dalla sconfitta immeritata per 1-0 contro la Juventus. Sì. Ricordiamo che la domenica precedente entrambe le compagini, soprattutto quella patavina, erano prive di numerose assenze. Quindi c'era un mucchio di gente in campo? penso di Dunque, grande impresa del Vicenza a Modena contro i Canarini per 2-1, quindi il nostro amico è riuscito a farsi questo buon boccone di Canarini, si aggiudica i 2 punti fondamentali per il cammino salvezza. Ma se proprio vogliamo andare a cercare il pelo nel pagliaio, la gara si Pelo poteva nel chiudere pagliaio. con O un l'ago nell'uovo. Come si molto fa a più largo. cercarlo? Non lo Devo so, dire che chiediamo a lui. alcuni ex giocatori, ora diventati anche opinionisti di TV e spesse volte fanno ridere, dovrebbero fargli anche la prova del palloncino per le cazzate che dicono, In come del effetti. resto anche ad alcuni colleghi della carta stampata. Anche a te, forse. Voglio considerare comunque a questo punto chiusa la polemica tra me e il sottoscritto. Ma che polemica era? Ma che polemica era? Di mordente esce Fra lui e ancora se una volta stesso. bastonata con gli Ultras che ricordano contestano il tecnico e pretendono quindi chiarimenti dal presidente dal Carbonare. questo qua, Probabile che salti la panchina e questa è davvero la scintilla che rischia di far traboccare la goccia. Ma non ne Allo Stadio azzecca Vinti uno, di Vicenza, amici Questa era sportivi, una fantastica. buona serata dal vostro Fabio Novara su Radio Vicenza per Sì. questa partita di Coppa Italia Sì. che vedrà tra poco affrontarsi Vicenza e Padova. Sì. Intanto da quest'anno vi saranno alcune novità, i giocatori sulle maglie porteranno un numero. Ah.